Arrangiarsi con i propri mezzi perché gli uomini delle forze dell'ordine sono pochi e non possono essere sempre presenti quando serve. Si tratti di sentinelle in difesa di un quartiere o di ronde per evitare spaccate nei negozi, dilaga in tutto il Veneto la sicurezza fai da te. Contro i furti a ripetizione, i cittadini di Gambarare e di Mira hanno installato cartelli indicanti una zona di controllo del vicinato. A Tessera i residenti si sono organizzati in gruppi di autodifesa. A Martellago solo 2 mesi fa era scoppiato il caso delle ronde con i cittadini armati di bastone. L'ultimo caso si registra a Padova, dove già i commercianti organizzano ronde in centro città per prevenire furti e spaccate nei negozi. In piazza Capitaniato arrivano le guardie private pagate dai residenti. È una cosa giusta perché qui di sera girano abbastanza ragazzi e gente un po' così e ci vuole un po' di vigilanza. Sarebbe anche giusto e ora perché è un degrado continuo, in poche parole è un gabinetto dappertutto. Chi abita nella piazza è stanco di fare le ore piccole a causa dei soliti nottambuli e non ne può più di pulire ogni mattina le porte delle abitazioni scambiate la sera prima per Vespasiani. Non sono molto convinto sulle guardie giurate, in quanto noi cittadini deleghiamo alla polizia e ai carabinieri la nostra sicurezza e quindi mi sembra che assumere delle guardie giurate sia un po' anche una provocazione, se vogliamo dire, però non so quanto utile. Io sono favorevole perché il problema è che qua, specialmente Padova centro, ogni sera, ogni notte c'è o schiamazzi o anche furti. Guardie giurate dunque contro schiamazzi, sporcizia e degrado. Anche il sindaco reggente Ivo Rossi vede con favore l'iniziativa. In ogni caso, aggiunge, la piazza è costantemente monitorata da Polizia di Stato e Polizia Municipale. Attorno ad alcuni esercizi, soprattutto nelle tarde ore notturne, non quelle serali, si verificano concentrazioni, schiamazzi e talvolta anche gesti di assoluta inciviltà.